Hassan Oswald. Thank you. Hassan Oswald, grazie davvero per questo film importante. La domanda che molti di noi ovviamente hanno in questo momento è: qual è la situazione adesso? Dov'è Medea? Come sta la sua famiglia? Perché ovviamente tra la fine del film è passato un po' di tempo e ricordo anche a voi, fra poco si celebra il decennale di questo genocidio completamente dimenticato. Yes, thank you. So Medea is doing very well. She's in New York. She's about to start a program for victims of gender-based violence in New York City, and that'll include housing, social services, and education. So we actually just got the news yesterday morning. So it's very exciting for us, very exciting for her. Her brothers are doing well. They're unfortunately still in Iraq, but that's sort of the next step of our mission, is to get them over here to join their sister. It's going well, but it'll take some time. Yes, we finished filming about a year and a half ago, and so while it has been some time since those cards at the end were updated, unfortunately, many of the difficulties the Yazidis are facing, the genocide continues. So yes, we're approaching the 10-year anniversary, but many of their issues are as bad, if not worse. Medea sta bene a New York in questo momento e sta per iniziare un programma a New York sta collaborando con i servizi sociali. Siamo tutti molto contenti di questo. Anche i suoi fratelli stanno bene. Sfortunatamente sono ancora in Iraq, ma step by step ci stiamo lavorando. Ci vorrà del tempo, ma ci stiamo lavorando. Sì, come dicevi giustamente, il film è appunto concluso un po' di tempo fa, fra poco ci sarà il 10° anniversario del genocidio. Sfortunatamente molte delle difficoltà che ancora oggi gli esidi stanno affrontando continuano. Riavvolgiamo il nastro perché siamo anche curiosi di sapere come sei entrato in contatto con questa storia così particolare e come hai convinto Medea a tenere in mano la camera, a lavorare lei stessa con il suo racconto della sua vicenda. So I was in the region working on a different documentary. In 2018 I had known about the Yazidi genocide, but in 2018 I read that there were still these 3,000, at the time 3,000 plus Yazidis in captivity or otherwise missing. That's why I headed over for the first time. When I got to the camp, our co-producer, Annalise Mecca, who couldn't be here tonight, she was running a photography workshop for returning women and girls. It was only women allowed, yet there was one curious boy who kept sticking his head in and interrupting the class and asking if he could join it. And that was, of course, Ghezwan, Medea's brother. From there, the 4 siblings are incredible. They have this charisma, they're funny, they have this light, this spark that I sort of noticed right away. So when Ghezwan brought me back to the caravan, their camper, sitting in the corner was Medea. And from day one, she was interested in the cameras. She had that spark and just this vitality despite what she had been through. And I didn't have to convince her to take the camera at all. She was very, very interested. It was we were playing with this power dynamic between filmmaker and participant. It's always been heavily in the favor of filmmaker. And so we had wanted to experiment with this, and we thought, what better participants, what better characters than Medea and her brothers. So when we got the first footage back, and got it translated, we were just absolutely blown away by what Medea had filmed and the story she was already beginning to tell. Because from that first batch of footage, you could tell she had a secret that she wanted to share with the world.
Sì, mi trovavo nella regione, stavo lavorando a un altro documentario all'epoca, era il 2018 e avevo già letto qualcosa su questo genocidio. Sapevo che c'erano ancora più di 3.000 persone di esidi ancora in stato di prigionia. All'epoca Annalise Mecca era la direttrice della fotografia di questo documentario e si doveva occupare di questo aspetto del documentario. All'epoca erano messe, ovviamente in quel contesto, solo donne. Ma c'era un ragazzino curioso che ha voluto a tutti i costi entrare. E chi era? Ghazouan. È entrato e subito l'ho notato perché era particolarmente esuberante. I tre fratelli in realtà sono tutti e tre incredibili. Ghazouan, una volta tornato al caravan, mi ha accompagnato e Medea era seduta in un angolo. Devo dirvi la verità, non mi ci è voluto molto per convincerla a tenere in mano la telecamera. Era come se fosse nata con la telecamera in mano. Abbiamo fatto solo un paio di prove, ma è stato tutto molto semplice. Una volta di ritorno a New York abbiamo tradotto il materiale e siamo rimasti sconvolti da quello che Medea aveva da dire al mondo. Uno dei grandi pregi di questo film, come avete potuto vedere, è che è un film che è capace di ritrarre un personaggio in tutta la sua complessità, ma che è anche un film sull'oggi ed è un film che ha quindi un'azione sociale e politica. E quindi chiedo ad Hassan Oswald se questa è una cosa che si è sviluppata nel tempo, se ritiene che il film possa, anche adesso che sta cominciando a girare nei principali festival del pianeta, cambiare con un'azione politica la percezione generale su questo genocidio dimenticato. Of course, we set out to make a film, a story that affects political change. That's our goal. But we didn't set out to make a typical documentary with sit-down interviews or talking heads. We set out to tell a coming-of-age story about a young Iraqi Yazidi girl in the hills of Iraq. And through that, we hoped, in a sense, a Trojan horse, you would learn about the obstacles the Yazidis faced and are still facing. But we, from the beginning, we wanted to keep it just a simple story. And that was part of the idea with giving her the camera and giving her the lens, because this is her story. And she could tell it and did tell it better than we ever could. But we are happy to say, yes, the film is gaining momentum, both politically and of course at film festivals. So Medea will speak at the UN this coming year and present her film. Also, she'll present her film to the Office of the President in Iraq in association with IOM, and then also screenings for Parliament at The Hague. So what started as a simple story is rapidly turning into something much bigger that we hoped it would. Sì, in realtà volevamo creare un documentario che fosse radicale, ma non volevamo che fosse un documentario tradizionale, quindi una specie di cosa frontale con domande e risposte. In questo modo volevamo far capire a tutti quali fossero gli ostacoli del popolo e della popolazione degli esidi. Proprio per questo volevamo che questa fosse la sua storia, la storia di Medea. Ed è per questo che abbiamo dato a lei la telecamera in mano. Il film, in effetti, iniziato come una sua storia, sta avendo un discreto successo, direi. Infatti adesso, tra poco, lo presenterà anche agli uffici del presidente iracheno, tramite anche la IOM. Quindi, ripeto, la cosa è nata come la storia di Medea, ma adesso è diventato molto di più. Un'ultima domanda per te, poi abbiamo una sorpresa per tutto il pubblico, in parte annunciata. Nei credits abbiamo visto che c'è Emma Thompson in questo progetto, una premio Oscar, una persona che sappiamo di essere di grande sensibilità. Come è andato con lei? Come è stata coinvolta nel progetto? Se continuerà a supportarlo? Yes, Emma has been incredible throughout this entire process. I was an English teacher in 2016, and I had made a refugee short as one of my first film projects. She had seen it and just emailed me a 2-line email thanking me for furthering the refugee cause. We became friends over the last 6-7 years, and then when she heard about Medea's story, met her for the first time via video, it was just, it clicked, and she's lent her support. And we thought, we only expected
she's very busy. We only expected maybe a name-only executive producer credit, but she's been so much more, so generous with her time, and definitely the film is not where it is without her participation. Sì, Emma è veramente una persona incredibile, devo dire. L'ho conosciuta nel 2016, all'epoca lei mi iscrisse perché avevo fatto un documentario sui rifugiati. Mi iscrisse complimentandosi del documentario. Poi, quando è venuta a sapere di Mediha e della sua situazione, subito mi ha ricontattato dicendomi che voleva far parte del progetto. Non è solamente un nome sulla lista, assolutamente no. Lei ha sempre dato il massimo e si è sempre impegnata moltissimo per il documentario e per il progetto. Vedete, anche questa partecipazione ci testimonia come il grande cinema, il grande documentario è il genere anche di oggi e insomma che dietro ci sono anche grandi nomi che ci testimoniano come questi film possono davvero forse cambiare il mondo. Noi una piccola azione oggi anche per il genocidio yazida lo abbiamo fatto e qualcosa ancora di più lo possiamo fare. Grazie Medea, grazie di essere qua con noi. Lasciamo dire ad Hassan dove si trova esattamente in questo momento Medea, perché c'è un piccolo segreto anche su questo. So Medea, where are you right now? Oh, hi, ciao Bella, ciao Bello. Yes, I know, like this. Where are you, Medea? I'm in New York City. Whose house? Hassan's house. È a casa di Hassan, a New York. She has 2 days before her program starts, so she's hanging out with my parents. in Fra New 2 York. giorni, come dicevamo, inizia il suo programma, quindi si sta un po' divertendo con i genitori di Hassan. Medea, ti potremmo chiedere molte cose sulla tua storia, sul film, però vorrei cominciare dai tuoi piani per il futuro. Che cosa prevedi di fare adesso? Cosa sogni di fare? So I hope my movie and everybody see my movie and then people know what happened to my people and then my like my family like this. I hope to myself be better than strong, like not like this strong, like better than I gonna be strong. Yeah. And what about school and all of this? What do you hope for? So I want to study and then I want to like be an activist, like be asking about girl like this. I told girl like be a strong, be like not be like a not free, and then like think this thing. Yeah. Allora, spero che il film lo vedano tutti, ma ognuno, veramente tutti quanti, e che tutte le persone sappiano che cosa è successo al mio popolo e alla mia famiglia. Per me, spero di migliorare sempre, ogni giorno. E per quanto riguarda la mia scuola, sì, voglio continuare a studiare e diventare un'attivista. E soprattutto focalizzarmi sulle ragazze come me. Voglio dire loro di non arrendersi mai e di essere sempre coraggiose. Ho ancora una domanda per te, e poi c'è una sorpresa anche per te. E ti abbiamo visto usare molto la telecamera, vuoi diventare una regista e anche se ci dici come è andata con questo tuo usare la telecamera, cosa ha significato per te? So this is it's a so good question. The camera is like when I am I make a I make a myself video and then like this first time.
I was so scary and then so excited like this. So after I don't have friends and then don't have trust friends and then so don't have I didn't have a like therapist that sort like this and then I see the cameras make my feel it so good and then so better and then it's the cameras is like I took like a camera. The cameras make me like my friend, and then I trust this camera, and then like this. Yeah. È un'ottima domanda. Quando ho filmato per la prima volta, oddio, ero un po' spaventata e anche emozionata, devo dire. Non avevo amici e non avevo terapisti, non avevo nulla all'epoca. Per cui ho trovato nella telecamera qualcosa di perfetto. Mi faceva sentire bene avere la telecamera in mano. Ho scoperto nella telecamera un'amica e mi fidavo di lei, ecco, questo. E adesso vi dicevo abbiamo una sorpresa per lei. È da molti anni che abbiamo un premio che si chiama Il coraggio delle immagini. Voglio ringraziare in particolare l'Ordine dei giornalisti che lo sostiene convintamente, anche in un'idea un po' originale, come darlo a una ragazza che non fa parte assolutamente di alcun ordine precostituito, ma anzi ci dimostra come dovrebbero essere molte cose. E l'associazione Il Capitello, che è qua fra l'altro in prima fila con sciarpe azzurre, facilmente riconoscibile, che ringrazio molto, però per consegnarlo mi sembra la cosa più giusta. Chiamo accanto a me Marta Consolaro dello Young Club di Cinema Zero, una giovanissima. E adesso, mentre Marta si avvicina, abbiamo... We need to say to Medea that she won the prize. You want to? Yeah. Abbiamo un messaggio speciale che Hassan ha preparato, che deve essere senza interpretariato nelle lingue che stiamo usando in questo momento, ma deve appartenere a lei. Medea, this is a voice message from Sami, okay? Oh, okay. أم قالك فخور نتا إنه تجايزة بر شجاعته أبيك الدنا ناشتا التعرض وان تهرت تشيتر. So Medea, you're the winner of the Image of Courage Award this year. Congratulations. Oh no, thank you so much. Wow. It is so beautiful. I gotta cry. Sorry, guys. Dobbiamo dire anche che il premio è anche un premio in denaro, che noi ovviamente siamo contenti di dare a Medea anche per aiutarla nel suo futuro. Medea? Yes. Medea, can you hear me? I'm the interpreter. Hi. Yeah. I will be translating also. So this award is not only an award, but it's also money, and we are extremely happy to give it to you, Medea, for your future. Thank you so much. Ovviamente fisicamente il premio lo diamo ad Hassan Oswald, però andrà fra poco a New York da Medea. Thank you so much. Thank you. Medea, can you see this? Medea, Yeah. You can Yes. see it? I see just people. Okay. Oh, because the thing is... Yeah, is there. Okay, let's see. Yeah, move. Oh, can you see me now? Yeah, I There's see. in darkness. Okay, there's the prize. I'll bring it to New York for next week, okay? It will arrive soon. I'm going to bring it to you in New York in 1 week. What?
I can't see. He will be handing the award to you next week in New York, okay? Okay, I'm going to give you the prize next week. okay. Bene, è il momento di salutare i nostri ospiti, di ringraziare Medea, di mandarle un enorme applauso e abbraccio. Thank you so Warm much. greetings from Pordenone. Thank you. And good luck for the future. Thank you. You deserve it. Thank you. Long life to Yazidi people. Thank you so much. Grazie a tutti, un grande applauso anche ad Hassan Oswald. Thank you. Calcio Film. Thank you. Grazie davvero.